Ecco qua, Landriscour. Scusate le cavità qua. Ah no, siamo già arrivati. Qua dove che va? Piante Crode, Casera Casavento. Allora, vedete qua. Wow. Wow, wow, wow. Guarda che bestia. Guarda che buco. Ma che siano stati gli alieni a farlo. Gli extraterrestri. Guarda che roba. Landriscour. C'è stato anche quello delle coccinelle. Sviluppo 4300 metri fino al 1989. Guarda che cammini che ci sono là. Quei buchi là sono i cammini. Una ventina di metri, 30, però adesso l'acqua è lì proprio all'inizio dell'ombra. Tocca andare a vedere allora. Sì, però lì, invece prima andavi giù. E qua adesso c'è tutto un lago d'acqua, non so se si nota. Passare per qua su queste rocce e andare là. Si scavalchi un attimo quel dosso là e dopo lì va giù e si apre un'altra bella stanza grande. Sì, andando a Gatamaut passa. Proprio lo zaino. Dai! Sì, ce l'ho fatta. Ci sono anche pipistrelli dappertutto qua. No, ho visto volare niente per il momento. Ah, può darsi. Almeno mi sono tolto una soddisfazione. Come cazzo è stato portare via? Ah, forse l'acqua. Però sembra bruciato questo. Non so. Quando preso sul cammino. Tengo la pila. Ce la faccio, sì. Metti magari un piede adesso. Vai. Wow. Wow, che caldone che c'è qua. Wow. È enorme. È gigantesco. Meritava però. Siamo anche andati un po' in fondo alla grotta. È lunga circa 4300 metri. Noi siamo andati dentro per un centinaio di metri a malapena. Addio a Landriscour. Dai che ci incamminiamo di nuovo. Torniamo? Dai, Via. avanti. Adesso l'ultima rottetta. Dopo tutta discesa, fino a casa. Un altro sentiero, 962. Ah, va su verso Cocciavacca, no? Sì. Da qua. Andiamo, andiamo.
Qui è la casara, la taglia su. Buon ragazzi, con questo ci salutiamo e ci vediamo al prossimo giro. Ciao. Ciao, ciao. Alla prossima.